Noi puntiamo a cercare di ritornare il prima possibile a quello che era il 2019, no? L'anno base. Questo anno base dove Venezia rispetto a Treviso è un po' più lenta proprio perché Venezia storicamente dipende tantissimo su quello che sono i voli intercontinentali. Fare previsioni numeriche in termini di presenze è difficile, se non impossibile, viste le continue variabili cui ci si è trovati di fronte negli ultimi anni, prima con il Covid, ora con la guerra e il caro carburante. Ma evidenzia il direttore di Save, per l'aeroporto Marco Polo è più complesso rispetto a quello trevigiano. Noi siamo un aeroporto un territorio che ovviamente si esprime moltissimo in termini di business travel, però è anche un territorio che è molto molto importante. Siamo la prima regione di visitatori esteri in Italia, di conseguenza finché i visitatori non tornano, Venezia arranca magari più di qualche aeroporto che è più fondato su quello che è il traffico domestico o outbound. Per cui la ripresa la stiamo vedendo. Anche se con occhio sempre attento, ma un buon segnale è già evidente con l'apertura di una base Ryanair che porterà 100 nuovi posti di lavoro e 17 nuove rotte, nonostante i prezzi del carburante. Assolutamente sì, abbiamo lanciato appunto Treviso, ora Venezia, 2 basi qui in Veneto, lo facciamo in maniera assolutamente, ci crediamo molto, lo facciamo in maniera consistente e vediamo ancora tanti margini di crescita in questi territori. E siamo stati in grado di bloccare il carburante almeno per i prossimi 12 mesi in termini di prezzo, sono comunque 30 anni che stiamo costruendo questo successo, lo facciamo e l'abbiamo fatto nel momento giusto, comprando appunto gli aeromobili nel momento giusto, avendo staff dedicato che non si ferma mai e continuando a lavorare duramente.